Per i veneziani non ha mai avuto un altro nome, ma ora finalmente è ufficiale. La Soprintendenza di Venezia, in risposta alla richiesta dell'assessore comunale Paola Marra, ha espresso parere favorevole al cambio di toponimo per il ponte San Giovanni Grisostomo, che si chiamerà Ponte dei Zogattoi. Una battaglia vinta dalle associazioni cittadine che lo chiedevano a furor di popolo da oltre un decennio. È nella tradizione veneziana che i nissioletti siano intitolati all'attività che si svolgeva a Venezia, e il simbolo del Novecento di quel ponte è dato da quel negozio di giocattoli che c'è stato per decenni, poi è stato chiuso nel 2007 mi sembra. Io abitavo lì, quindi sono legato a questo ponte da, ahimè, 60 anni di memorie, ma devo dire che ogni veneziano a questo negozio è rimasto in qualche maniera legato, o personalmente o per i figli o per i nipoti, e quindi riteniamo fosse giusto anche riconoscere questo senso di appartenenza. Siamo molto soddisfatti, dichiara la Marra, di aver portato a termine in pochi mesi un impegno che anche le precedenti amministrazioni avevano preso, senza però di fatto arrivare mai a una conclusione positiva per i veneziani. Più che i nomi roboanti che sono stati imposti al ponte di Calatrava, Piazza Sicilia, Piazza Barche, ma che la gente continua a chiamare ponte di Calatrava, Piazza Sicilia e Piazza Barche, dare a questo ponte il nome di Ponte dei Zogattoli ci è sembrato una cosa apprezzata da tutti, e mi pare sia stato così. Del nome di San Giovanni Grisostomo resterà comunque traccia nel nuovo Nisioetto, grazie alla tipica usanza del centro storico veneziano di riportare i toponimi antichi accanto a quelli in uso. Di solito si può pensare che vogliamo tenere Venezia ingessata nelle sue tradizioni, invece noi vogliamo anche andare avanti. Questo è un nome nuovo per Venezia, è un bellissimo regalo, e approfitto dell'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo successo.